Prefetto, che novità abbiamo in merito agli immigrati sull'hotspot a Lampedusa? Se ci vuole aggiornare a oggi? Sì, in questo momento buoni, ci sono soltanto 121 persone, stiamo cercando di portar via anche queste, sono un po' uno zoccolo duro perché sono i casi difficili cioè da allocare nel resto d'Italia. L'obiettivo nostro è sempre quello di tenerlo potenzialmente a zero, è chiaro che è un obiettivo tendenziale. Però dobbiamo essere pronti nel caso di nuovi sbarchi ad avere più posti possibili liberi e pronti. Per la struttura di Porto Empedocle a che punto siamo? I lavori sono già iniziati, sono stati consegnati, lo sapete, l'appalto è stato aggiudicato il 14 agosto, noi eravamo qua proprio per garantire un inizio veloce, sono stati consegnati qualche giorno dopo, adesso sono già lì i primi operai, stanno addirittura lavorando con i turni di sabato, quindi la ditta su nostra spinta ha deciso anche con molta buona collaborazione, buona volontà di lavorare anche nei fine settimana. Attualmente quanto sono gli ospiti della tensostruttura a Porto Empedocle? In questo momento nessuno. Nel momento in cui dovessero arrivare purtroppo si ricreerà il noto problema e ribadisco, per noi l'hotspot è un obiettivo fondamentale per eliminare quel tipo di accoglienza in tensostruttura.